c'erano luce, alberi né regali da scartare, anche se era il giorno di Natale. Tu non eri come me, che mi arrabbio a volte senza un perché. Un segreto io lo so mantenere. Tu avevi il superpotere che a nessuno hai mai fatto vedere. E se guardi con il cuore capirai che qua giù ci sono tante persone che non credono più. Basta un gesto, un sorriso per portarle più su e capire che in fondo il Natale sei tu. Ti prometto di restarti accanto e non lasciare i tuoi sogni in un cassetto. Sarai il regista di una splendida avventura, protagonista senza mai aver paura. Ti prometto che tutti i miei no saranno forza per il tuo domani, e i sorrisi che la vita ti farà saranno grandi e non ti accorgerai che con gioia e amore crescerai. E se guardi con il cuore capirai che qua giù ci sono tante persone che non credono più. Basta un gesto, un sorriso per portarle più su e capire che in fondo il Natale sei tu. Quando senti di essere solo, alza gli occhi fin lassù. Troverai la tua stella che nel buio splenderà. E se guardi con il cuore capirai che qua giù ci sono tante persone che non credono più. Basta un gesto, un sorriso per portarle più su e capire che in fondo il Natale sei tu. Fermi, la canzone non è finita. E capire che in fondo Il Natale sei tu. adesso è finita la canzone. Buonasera a tutti, bentrovati, grazie di essere qui. Voglio subito un'inquadratura sul pubblico perché stasera dobbiamo approfittare di questa meravigliosa presenza. Il popolo di Ollollai con questo bellissimo applauso dà il benvenuto anche a chi ci segue in diretta su Sardegna Live, perché come dice la canzone, il Natale sei tu. Il Natale siamo tutti noi che dentro questa ricorrenza ci ritroviamo, e da anni anche qui a Ollollai, a Pizzinnu Mitorro, perché veramente non c'è una stagione per tornare bambini, ma lo si ritorna e lo si ridiventa quando arriva Natale, perché tutti ci sentiamo dentro quell'atmosfera, più buoni, più bravi. Io mi chiamo Giuliano, e tu? Mario. Mario, applauso per Mario. Ma applauso soprattutto per le piccole note di Tissi dirette da Laura Santucciu. Vieni Laura. Noi ci regaliamo subito in apertura alcuni canti
che i nostri bambini vogliono regalare a questa splendida sala e a chi ci segue da lontano, ma sarà una serata dove tutti i bambini saranno protagonisti, la Sardegna che balla, la Sardegna che suona, la Sardegna che incanta. E con quali brani possiamo iniziare secondo te? Presentiamo i primi due. La banda Sbanda e Lo scriverò nel vento. Iniziamo con la banda Sbanda, Piccole note di Tissi. A tutte le volanti, qui, volante 1, serve un rinforzo e c'è la macchina con 4 tipi sospetti, non la perdiamo d'occhio. Non c'è tranquillità, è colpa di una banda che spaventa la città. Son 4 manigoldi, combinano dei guai, un capo li comanda ma non è capito mai. Il capobanda voleva un gran bottino, ma la banda gli ha portato una botte con il pino. È che il bottino, il capobanda voleva un piccolo rumino, la banda gli ha spostato l'intero lavandino. È che il rubinetto di casa la banda che sempre comanda al suo capobanda, che cosa domanda? E chiama la banda che niente comanda al suo capobanda e per farla così. Il capobanda sbuffa e no, così non va. Voi siete 4 matti, chi vi ha mandati qua? Volevo grossi bulli, la banda corre giù e dalla ferramenta che il bullo li porta su. Il capo dice di premere il grilletto e la banda nel giardino cerca un grillo piccoletto. Il grilletto! Il capobanda già sogna la rapina e la banda porta in banca una rapa piccolina. Fermi tutti, questa è una rapina. La banda che sempre domanda al suo capobanda che cosa comanda. E chiama la banda che niente domanda al suo capobanda e poi parla così. Là è finito in prigione, ora in cella sta pensando all'evasione. Alla banda lui ha chiesto di portare di nascosto tra pigiami e le mutande un'anima grande grande. Un'anima grande? Un limone! Si chiama la banda che sempre comanda al suo capobanda, che cosa comanda? E chiama la banda che niente domanda al suo capobanda e poi banda così. E poi banda così! Piccole note di Tissi, ma in realtà loro rappresentano un intero territorio, perché intorno a Tissi ci sono altri centri e da alcuni anni Laura Santucciu ha modo di chiamare a raccolta queste belle espressioni che attraverso il canto si esprimono, ma soprattutto crescono insieme, vivono nel confronto, dentro un'esperienza che secondo me si porteranno dentro per sempre. E c'è un canto molto particolare, vieni Laura, quasi una poesia secondo me, non abbiamo scelto a caso questo terzo loro brano, proprio perché è portatore di un messaggio positivo. Ricordami il titolo? Lo scriverò nel vento. Lo scriverò nel vento, e questa sospensione vi deve porre all'attenzione di capire cosa loro scriveranno nel vento attraverso le bellissime voci che hanno.
il coro Piccole Note di Tissi. Scriverò nel vento, nel rosa del tramonto di questa mia città, che voglio bene al mondo e a tutto il mondo il vento, so che lo porterà. Lo soffierà sul mare, lasciando navigare, fin dove arriverà. Non lascerà la gente di un altro continente e mi risponderà. Saremo tutti amici, saremo mille voci, un coro che cantando cancellerà. Le lingue e le distanze non conteranno niente, e questo mondo che mondo sarà. Così sarà. Così sarà. Vento soffia più piano, così l'amore si fermerà. Così sarà. Forte soffia sul pianto ed un sorriso rinascerà. Vento soffia più piano, così l'amore si fermerà. Così sarà. Forte soffia sul pianto ed un sorriso rinascerà. Lo leggerò nel vento, nel rosa del tramonto di questa mia città. L'amore che dal mondo mi sta portando il vento, soffiando fino a qua. Volando sopra il mare, fino a toccarmi il cuore, ma non si fermerà. Negli occhi della gente di un altro continente, come risplenderà. Saremo tutti amici, saremo mille voci, un coro che cantando cancellerà. Le lingue e le distanze non conteranno niente, e questo mondo che mondo sarà. Così sarà. Così sarà. Vento soffia più piano, così l'amore si fermerà. Così sarà. Forte soffia sul pianto ed un sorriso rinascerà. Vento soffia più piano, così l'amore si fermerà. Così sarà. Forte soffia sul pianto ed un sorriso rinascerà. Forte soffia sul pianto ed un sorriso rinascerà. Che bella canzone, che bel modo di iniziare il nostro incontro. E sarà Natale. Stiamo a pochi giorni da quello che è l'evento più atteso dell'anno, dai piccoli e dai grandi. E sarà Natale anche il titolo di una canzone bellissima dei Tazenda, e ve la vogliamo ascoltare dalla voce dei bambini. E con questo canto loro si congedano e ci augurano il loro buon Natale, le Piccole Note di Tissi. Viene giù dal cielo, le
Com'è che si fa al termine? Ve l'ho insegnato quel trucco, no? Quando finisce una canzone il pubblico applaude, avete visto? Però c'è un segreto che al mio 3, quando noi facciamo l'inchino, loro applaudiranno ancora più forte. Siete pronti? Allora, 1, 2, 3. Grazie davvero. Vieni qua. Vieni. Com'è che ti chiami? Allora, Aurora, hai sonno? T'ho visto sbadigliare durante la canzone. Sei stanca? Hai fatto un viaggio lungo? Adesso, guarda, facciamo così. Io vi saluto, però dopo, al termine di questo spettacolo, ci mangiamo il panettone tutti insieme, va bene? Un applauso a Aurora e a tutti i bambini delle piccole note di Tissi. Meraviglioso inizio. Una serata con tanti artisti e ovviamente questa Sardegna che noi vogliamo raccontare ha anche le sue espressioni che la animano durante le feste, nelle diverse occasioni. E questa sera abbiamo modo di portare su questo palco anche quelle realtà che attraverso il ballo e il suono tengono viva la tradizione, che hanno avuto in eredità e che sotto l'albero di Natale stasera acquista un particolare fascino e tanta suggestione. Vedo che il passaggio è libero e allora accogliamo con un bel applauso il mini folk di Silanus, Tradiciones Populares. Un bel applauso. Facciamo loro un bel applauso. Non ci aspettavamo che tutta Silanus si trasferisse a Ollollai stasera. Sono in tanti e sono motivati. Sono qua per regalarci davvero il primo spaccato di tradizioni. Proprio nel 2025 l'Associazione Culturale Tradiciones Populares festeggerà i suoi primi 50 anni, mezzo secolo di vita associativa, ma già dal 2007 questa associazione ha pensato di dare spazio ai giovani e ai giovanissimi istituendo il mini folk. Sono tutti ragazzi che fanno parte delle scuole elementari, scuole medie, quindi sono in quella fascia d'età e stasera sono qua per regalarci Suballu e Tiunanneddu, questo suonatore di Silanus che ha lasciato traccia anche con questo suono di Silanus con la sua musica. Accompagnerà il ballo Francesco Virde. Applauso per Silanus.
Angelo lo conosco da tantissimi anni, ma anche Giovanna da un bel po' di tempo, e loro sono le due persone adulte che hanno cura, insomma, della crescita artistica e tradizionale dei nostri giovani. Quindi io farei ancora un bel applauso per Silanus, Tradiciones Populares. Anzi, siccome abbiamo uno o due balli a testa, a seconda di quello che loro vogliono fare, ce lo regaliamo subito il secondo ballo e dopo facciamo un gran finale tutti insieme con tutti i gruppi folk presenti in questa serata. Faremo un ballo bellissimo proprio dell'amicizia, mescolando le appartenenze. Allora, se Francesco sei pronto, qual è il titolo del prossimo ballo? Su dillu. Su dillu? E allora Tradiciones Populares Silanus.
Grazie a Francesco Virde, un mio carissimo amico, anche lui di Silanus, che ha questa particolarità, il centro che stiamo presentando attraverso il mini folk, che esegue balli proprio della tradizione silanese, esclusivamente della tradizione silanese. E allora, se sei d'accordo, Francesco, facciamo un leggero accompagnamento, loro faranno la ruota, quello che riterranno opportuno, e si congedano con l'applauso del pubblico, ma nel finale torneranno insieme a tutti gli altri. Tradiciones populares. Ma io spero arrivi anche oltre le telecamere di Sardegna Live l'entusiasmo che c'è in questa sala, ed è un entusiasmo giustificato perché davvero tutti i protagonisti sono venuti qua carichi di un'energia che stanno veramente sprigionando in questa grande sala. L'evento a Pizzin Umitorro, Ololai Capitale organizza in collaborazione con la Proloco di Ololai, il patrocinio del comune e ovviamente il contributo della Regione Sardegna. Quindi a loro che hanno organizzato questo bell'evento va il nostro applauso, perché insomma non voglio dimenticarmi. Protagonisti, a Pizzin Umitorro ha questa particolarità che mette insieme diverse esperienze, i colori della musica, dell'arte, del folklore. C'è una trasmissione televisiva che va in onda su Canale 5 che è particolarmente bella perché dà spazio ai talenti che emergono, che hanno una tenera età e pian piano crescono proprio con la voglia di fare musica e di cantare. Lui nel 2023 è stato un protagonista assoluto. Intanto, nota d'orgoglio, ha rappresentato la Sardegna perché lui arriva da Oristano, però ha passato tutte le fasi in quel team capitanato da Fausto Leali e davvero settimana dopo settimana con lui abbiamo cantato, abbiamo sorriso, perché sa tenere la scena e sa cantare molto bene. E io sono contento stasera di fare l'applauso per Andrea Urru. Eccolo qui. Buonasera. Ciao Andrea. Allora, tu hai una giovane età, Sì. che cosa frequenti? Che scuola frequenti? Il liceo classico. Il liceo classico, e a che anno sei del percorso? Primo. Al primo anno, quindi hai appena iniziato. Sì. E anche in televisione io lo guardavo e ho l'impressione che fosse già un adulto, perché ha proprio questa padronanza, questa serietà nel darsi, ma anche nel divertire e nel divertirsi. Certo. Facciamo così, ti ho assegnato io questa volta una canzone impegnativa. Mi devi spettinare tutta la sala, con un grande successo di Massimo Ranieri, col quale vinse il Festival di Sanremo del 1988, Perdere l'amore. Applauso per Andrea Urru. E adesso andate via, voglio restare solo, con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me.
fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando fra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire, e vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa 1000 volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dirle tutta colpa del destino, non me l'aspettavo. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo in... Quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente, e vorresti urlare, soffocare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, respirare forte il suo cuscino, dirle è tutta colpa del destino, se non ti ho vicino, perdere l'amore, maledetta sera, e raccogli gocci di una vita immaginaria, pensi che domani un giorno nuovo, ma ripeti non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Perdere l'amore. Grazie. Andrea, Grazie mille. vieni qua. Guarda, a un certo punto non ho più sentito la canzone perché era coperta dagli applausi. Scopriteli di nuovo questi applausi, vai. Grazie, veramente. Oggi voglio più riprese possibili del pubblico perché è l'altro protagonista di questo spettacolo. Ma toglimi una curiosità, adesso tu hai 14 anni. Sì. Ma dove è nata questa voglia di cantare? Perché tu canti e arrivi a questa gioia del poterti esprimere attraverso la voce? La musica c'è sempre stata in famiglia, soprattutto grazie ai miei genitori. Ciao. Davvero mi ritengo fortunatissimo. Ho iniziato a cantare e sono arrivato a dove sono oggi e sono davvero contentissimo perché è un sogno che si realizza. Perfetto. Grazie davvero Andrea, grazie di cuore. Grazie a voi. Ci vediamo dopo. Certo. Ci vediamo dopo. Allora, è un altro momento legato alle tradizioni, quello che andremo a vivere con una nota tutta in rosa, perché loro sono tutte signorine. Nel 2018 questo progetto nasce all'Uras, in Gallura,
un amico mio, ma io veramente ho tanti amici nell'ambito delle tradizioni popolari, in questo caso è proprio un compagno di viaggio, Alessandro Secchi, è stato chiamato in causa affinché impartisse a queste bambine i rudimenti di un ballo che pian piano sta diventando una bella esperienza. Tamponeddu è stato e continua ad essere uno dei grandi protagonisti della tradizione sarda. Lui suonava, cantava, animava le feste e quando io ho iniziato il mio percorso con Sardegna Canta un po' di anni fa, una delle telefonate che ricevetti una sera fu proprio la sua, perché con quella cornetta dall'altra parte una voce mi sorprese, perché io avevo sentito parlare di lui ma non ci eravamo mai conosciuti, e quella sua solarità, quella sua gioia mi arrivò come anche un bell'augurio, e devo dire che quest'uomo mi ha portato bene. A lui è dedicato il mini folk Tamponeddu di Luras. Applauso. Tutte donne, le nostre signorine, possiamo fare anche un passo in avanti, così siete con una luce migliore sul viso, anche perché loro adesso ci regalano l'Ubaddo a Passu. Le accompagna Pietro Porcu all'organetto, al quale facciamo un bel applauso. Balla la gallura, ballano le nostre piccole grandi donne. Mini folk Tamponeddu di Luras.
Complimenti, voi sapete che nel finale tutte le formazioni, tutti i mini folk si riuniranno per fare un unico ballo e lì mescoleremo proprio gli abiti, le provenienze, le appartenenze, va bene? E diventeremo una cosa sola, perché sarà l'isola in quel momento che si regalerà un momento di condivisione. Pietro, siamo pronti? Accompagniamo l'uscita del mini folk Tamponedu di Luras. Allora, canzoni, balli, suoni. Prima vi ho parlato di quella bellissima trasmissione della Sardegna che ha rappresentato ovviamente tutti noi attraverso questi giovani talenti. Con Andrea siamo tornati al 2023. Con lui arriviamo alle ultime settimane perché si è conclusa non molto tempo fa l'edizione 2024 di Io Canto Generation. Quest'anno ha avuto un grande successo, così come lo scorso anno, e io credo che lui sia stato determinante perché con la sua voce, la sua freschezza, il suo viso, secondo me, ha portato tanti consensi a se stesso e alla nostra terra. Lui arriva da Ozieri, faceva parte del team capitanato da Mietta, e stasera è qua con tutta la sua voglia di farvi cantare e non solamente di cantare lui. Un applauso per Walter Puddinu. Eccolo qua. Ciao. Ciao Walter, batti il 5. Perfetto. Allora, ci siamo consultati prima di salire sul palco perché lui mi ha detto non voglio decidere prima che cosa cantare, mi rendo conto da chi c'è in sala. E tu hai visto che oltre ai bambini ci sono tanti come me che hanno passato un po' un'età e quindi hai detto quasi quasi facciamo una canzone che conoscono tutti e sarebbe bello sentirla cantare anche dagli altri. Sì. Aspetta che proviamo, Non fatemi fare brutta figura. Aspettate, com'è che faceva? Il ritornello com'è? Piccolo grande amore. Solo un piccolo grande amore. No, mi avete fatto fare la figura più brutta di tutta la sera. Con la musica però dovete cantare, Mi raccomando, io volevo fare una prova ma non serve, canteranno con te, va bene? Ok. Questo piccolo grande amore, 1970, Claudio Baglioni e stasera Walter Puddinu. Applauso! Grazie. Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. E quell'aria da bambina che non gliel'ho detto ma io ci andavo matto. E chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere sola.
bacia labbra salate, un fuoco, 4 risate, far l'amore già al far. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che oramai non me lo levo dalla mente, che lei era. Niente più di questo, niente più. Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore. Adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Quella camminata strana, pure in mezzo a chissà che l'avrei riconosciuta. Mi diceva sei una frana, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute, mani sempre più ansiose di cose proibite, le canzoni stonate urlate al cielo lassù. Chi arriva prima a quel muro, non sono sicuro se ti amo davvero, non sono sicuro. E lei tutto ad un tratto non parlava, ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io non lo so quant'è che ha pianto, ma solamente adesso me ne sto rendendo conto che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Grazie. Un applauso bellissimo per Walter. Grazie. Walter, Sì? mi fai a cappella, senza base musicale? Sono sicuro che cantano anche questo. Un pezzettino, di No poto reposare. Ci proviamo? Un pezzettino solo. Siete pronti? La dovete cantare con lui, quindi... Sono bramo, catamo forte, tamo, tamo e tamo. Grazie. Perché questa canzone? Perché gli ho chiesto prima la stessa domanda che ho fatto ad Andrea, come nasce la tua passione per la musica,
E lui mi ha detto: con l'ascolto delle canzoni sarde, una su tutte, non posso riposare. Ci vediamo dopo, un applauso. A dopo! Allora, vedo Mattia Cossu già pronto all'organetto, il che vuol dire che anche il Goceano stasera si affaccia a Olollai con una formazione che io ho avuto modo di applaudire nel paese in cui nasce, perché Bono è il capoluogo del Goceano e loro fanno parte dell'associazione San Michele Arcangelo e sono i piccoli componenti, 6 maschietti e 6 femminucce. Un applauso per Bono. Eccoli qua che fanno la ruota, aspettano un altro saluto da parte vostra. Si schierano, si posizionano. Allora, stasera il Goceano qua la farà un po' da padrona, perché abbiamo ben 2 formazioni e quindi la prima siete voi e poi dopo saluteremo altri amici che arrivano dal territorio. Magari stasera vi siete conosciuti per la prima volta, non lo so, dopo indagheremo. Allora, tu come ti chiami? Sofia. Sofia, a te il compito di dirci quale ballo adesso eseguirete. Qual è il ballo che farete? Aspetta, c'è il suggeritore a fianco, Le ho detto non dimenticarti qual è il ballo. Passo do Rau. Ha detto giusto? Ha detto giusto. Ho un applauso per il mini folk San Michele Arcangelo di Bono.
una serata bellissima, ci state regalando davvero un bellissimo momento. Adesso cambio signorina, tu come ti chiami? Viola. Viola, io prima ho assegnato i compiti a casa, no? Ho detto potete fare 1 o 2 balli. Voi volete farne solo uno o ci regalate anche il secondo? Anche il secondo. Ah, e che cosa ci vuoi ballare? Sa danza. Dammi un attimo solo e vi presento subito, così teniamo in caldo i suoni di Mattia. Nicola Cancedda ha scritto anche un libro e stasera non so se da questo libro si lascerà ispirare, ma tra poco sarà su questo palco con noi, ospite d'onore di questa edizione di Apizzi Numitorro. Intanto gli facciamo un bel applauso, così carichiamo anche lui, che è rimasto in fondo un po' un bambino anche lui. Allora Sa danza è il ballo di Bono, San Michele Arcangelo, che tra l'altro è patrono qua a Ololai, e tra poco avremo anche una voce autorevole che ce lo confermerà. Ma intanto il ballo con Mattia e il mini folk San Michele Arcangelo.
champions. There's no time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, grazie. Well, it's been no bed of roses, no pleasure through it. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Tutti, we are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Oh, we are the champions, boy. No time for losers, 'cause we are the champions. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Oh, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Grazie. Andrea, allora, prima ho visto che queste persone che abbiamo in sala stasera amano molto far parte dello spettacolo e non solo assistere Assolutamente. allo spettacolo. Secondo te, mentre tu la cantavi, avranno ripassato un po' di questa canzone? Proviamo a fargli cantare il ritornello? Teniamo un occhio sul pubblico, vediamo se si comportano bene. Va bene? Proviamo, vai, Riproviamo solo il ritornello. a cappella. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Favolosi, grazie. Sono tutti figli dei Queen e di Freddie Mercury. Che gioia. Ci vediamo dopo, va bene Andrea? Un applauso forte Grazie. per Andrea. Mario, sei pronto? Anche perché questo signore, anzi mi avvicino pian piano se riusciamo ad inquadrare Mario Bande. Gli facciamo un bellissimo applauso forte a Mario. Eccoti qua, eccoti qua. Questo signore mi dà anche l'ispirazione per la presentazione, perché noi abbiamo avuto Mastru Mario Bande, uno dei grandi delle tradizioni popolari. Noi adesso siamo dentro Bultei, è un'associazione culturale, Casa Bande, ha pensato, su iniziativa di Giovanna e di Mario, nipoti del maestro, di dare continuità a quella storia per valorizzare il percorso che quest'uomo ha tracciato con la sua musica e con la sua arte. Quindi c'è tutta una sezione dedicata alle donne, a queste meravigliose ragazze che fanno parte del progetto Casa Bande di Bultei, e poi ci sono i piccoli, dai 6 ai 10 anni, Sasprendas di Casa Bande di Bultei. Accogliamole con un suono, Mario, vai!
bambini di Bultei, venite un passo avanti, appena, qua così vi abbiamo qui in favore di luce. E adesso io mi sono dimenticato il titolo del ballo, tu lo sai? Com'è? Subassu, Subassu, come ti chiami? Denise. Allora, visto che ce l'hai presentato, adesso ce lo dobbiamo ballare dai 6 ai 10 anni. Viva Bultei!
Siamo lasciati andare nel finale. Allora, intanto davvero grazie a Mario Bande, grazie davvero. Facciamo una cosa, veniamo poco poco avanti, così i nostri amici posizioneranno dietro di voi dei microfoni, perché io voglio fare una sorpresa anche a me stesso, perché non l'abbiamo provata, vi dico già che stiamo improvvisando, però ho appena saputo che due di voi, non so chi, ditemelo voi, stanno imparando a suonare l'organetto. Di chi parliamo? Alzate la mano. Uno, venite avanti. Allora, tu come ti chiami? Sebastiano. Sebastiano, e tu? Antonio. Sebastiano e Antonio, intanto avete ballato tutti molto bene e vi devo fare i miei complimenti. Io li ho visti tutti, i gruppi folk della Sardegna, ma stasera in questa sala i mini folk ci stanno sorprendendo veramente tutti. Però mi piacerebbe che Ollolai portasse fortuna anche a due futuri suonatori, va bene? Tu da quanto tempo suoni l'organetto? 6 anni. E quanti anni hai adesso? 7. Hai iniziato a 1 anno? No. Però diciamo che fa curriculum. Abbiamo un suonatore che all'età di 1 anno ha iniziato a suonare l'organetto e adesso ne ha 7 e suona da 6. Applauso. Questa cosa piace molto alla gente, hai fatto bene a dirla. E invece tu quanti anni hai? 10. 10. Hai iniziato qualche tempo prima di lui o avete iniziato insieme? Insieme. Insieme. Allora, adesso io faccio una cosa. Siamo praticamente pronti, stiamo improvvisando, ripeto. Voi mi fate una ruota e andate dietro i microfoni, dietro. Fate così, così state da sfondo. Vieni. Così, vai da qua avanti. Aspetta, vieni. Mettetevi in coppia. 1, vai. 1. Applauso. 2. Andate dietro il microfono. 3. E 4. E 5, perfetto, dietro, così portiamo un più avanti i microfoni, abbiamo preparato tutto e adesso vediamo cosa succede. Questo non è il bello della diretta, è la diretta che non esisteva nemmeno nelle intenzioni. Portiamo la sedia al centro, chi dei due comincia? Tu, ricordami il tuo nome? Antonio. Antonio, allora accomodati, adesso ti portiamo il tuo organetto, eccolo qua, dov'è? Allora, glielo porti tu? Perfetto. Tutto, c'ho un'ansia, dovrebbe venire tutto bene. Faranno un minutino a testa, ma ci tengo che debuttino qua a Ollolai. Passiamo l'organetto, lui è pronto. E a Pizzinnu mi torro, stasera magari conoscerà per la prima volta due grandi suonatori del futuro. L'organetto è più grande del musicista. Eccolo qua, perfetto, tutto lui fa. Com'è che si chiama il vostro maestro? Chi è che vi sta insegnando l'organetto? Mario Bande. Ah, lui! Mario, dove sei?
allora vieni almeno avanti qua, davanti al palco, così te li vedi e ti trovano coraggio, va bene. Siamo pronti? Applauso, suono. Antonio ha debuttato. Di cognome com'è? Tanda? Sì, Perfetto. Tu, Antonio, sei contento? sì. Aspetta che ti faccio più contento, eh? Perfetto. Consegniamo l'organetto e ci regaliamo anche il secondo momento. Vieni, perfetto, qua. Adesso fai tu da testimone a lui. Il tempo di posizionarsi, di prepararsi per il meglio. Come si chiama lui? Sebastiano. Sebastiano. Ma è tuo fratello? No. Siete amici? Sì. Perfetto. Sebastiano, pronto? Applauso, suono. Antonio e Sebastiano. Aspetta, sei contento? Sì. Ti faccio più contento. Grazie. Allora, Sebastiano, adesso ci possiamo alzare, potete tornare nella vostra postazione. Come? Lo metto a posto, tanto è mio. È tuo? Dammelo a me, se ti fidi faccio in modo di non romperlo. Me lo dai? Che succede? Ah, ecco, sta tutto abbottonando, perfetto. Puoi tornare a posto e ringraziamo e ritroviamo alla fine anche loro il mini folk Casa Bultei Sasprendas di Bultei, Casa Bande Sasprendas di Bultei. E voglio ringraziare ovviamente gli amici che si stanno dando luci, suoni, stanno anche un po' impazzendo stasera perché, vedete, lo spettacolo poi con i bambini lo si vuole anche improvvisare, è doveroso, però facciamo un bel applauso per Chris Service, Christian Porcu e tutto il suo staff. Vengono da Nuoro e ci stanno dando non una mano stasera, molto di più. Allora, torna con me un mio amico,
Walter Puddino. Un bel applauso per Walter, che questa volta ci canta un brano che anche il coro Piccole Note di Tissi una volta ha cantato per me. Quindi potete cantarlo insieme a Walter. Come si chiama la canzone? A Natale puoi. A Natale puoi. Applauso, ascolto. La cantiamo tutti. Ok. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai, riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. E a Natale si può amare di più. E a Natale si può fare di più per noi. A Natale puoi. A Natale puoi dire ciò che non riesci a dire mai. Che bello stare insieme, mi sembra di volare, che voglia di gridare, quanto ti voglio bene. E a Natale si può amare di più. E a Natale si può fare di più per noi. A Natale puoi. Luce blu, c'è qualcosa dentro l'anima che brilla di più. E la voglia che l'amore che non c'è solo a Natale, che ogni giorno crescerà se lo vuoi. Tutti. Grazie. Siete riusciti a far cantare tutta la sala, un'impresa meravigliosa, ma mi rivolgo ad Andrea, mi rivolgo a Walter. Mi fa piacere pensare che in questa Sardegna abbiamo talenti che stanno crescendo con questa bella passione, ma anche con l'umiltà della loro età, quindi con la voglia di divertirsi e di stare È bene. vero, è verissimo. È vero? Sì. Vuoi dire qualcosa? Io voglio ringraziare questo meraviglioso pubblico per aver collaborato con tutti i gruppi folk, le note di Tissi, che sono state bravissime, bravissime, bravissime. Bisogna dirlo, è la verità. E Andrea Urru, che è passato alla Io Canto Generation come me, è stato molto bello e voglio ringraziare voi per aver collaborato con noi. Grande Grazie. Walter, grazie Walter. Ci vediamo tra poco perché tutti nel finale saremo su questo palco, va bene? Ok. Ok. Batti il 5 di nuovo, ci vediamo dopo. Allora, vi dico che cosa sta per succedere. Adesso abbiamo un ospite, poi abbiamo dei saluti, poi abbiamo le piccole note di Tissi che torneranno per cantare un brano su richiesta e poi il gran finale con tutti i protagonisti di questa giornata. Quindi stiamo arrivando alla fine e poi taglieremo il panettone, lo spumante, la Coca-Cola, l'aranciata, insomma, brinderemo insieme a questo Natale che arriva. Ma subito vorrei un applauso bello, mi dovete dare 2 mani ciascuno, per accogliere Nicola Cancedda. Eccolo qua.
Ti abbiamo silenziato. Che succede? Non ti vogliono dare la voce? Prova. Eccoci. Ma vedi che ci siamo. Buonasera a tutti. Io ho saputo che l'anno scorso c'era Giuca Scasella, ho messo la giacchetta da mago, vado a fare Giuca Scancedda, se me lo permette. Così riusciamo. In questo periodo vi vedo belli rilassati, soprattutto gli adulti. Se volete rilassarvi andate a fare la spesa nei centri commerciali. Io non so signora se si vede che sono ingrassato? Rilassato o ingrassato? Ingrassato, si vede? No. Perché io quando mi voglio sentire bene vado a misurare l'abbigliamento, a comprare roba, come si dice in Certo. sardo. Perché le commesse quando esci dal camerino ti puoi vestire come vuoi, che ti guardi e dice già ti sta poco bene, sembra fatto apposta per te. Che poi Giulia, se c'hanno la taglia che ti sta stretta ti dicono tieni conto che cede, vero o no? Se invece ti sta larga ti dicono ma lavando restringe. Allora, ma c'è una cosa in questo negozio che se la compro resta di taglia uguale o come siamo? Possiamo cantare tutti assieme, me lo permetti di cantare con Stasera loro? hanno una voglia di cantare tutti, quindi se li fai cantare saranno felicissimi. Allora vi porto insieme a me a fare uno spuntino, ma mi dovete aiutare battendo le mani. Facciamo partire la musica? Sì, grazie. Nicola Cancedda. Sulle mani tutti. Pronti con le mani su? Vai, vai! Che cosa fa? Resta, batto, usciamo in disco oppure al bar o al circolo con gli altri io si vai un po' sto magico, vieni anche te insieme a me, bellissimo. Casa di campagna, conosco già quel posto, facciamo gli spuntini, c'è anche il girarrosto, saliamo tutti in panda, io facciamo presto, tanto a digiuno lo sai che non resto. Giuseppe ci invita, porta il maialetto e la pecora bollita, ti giri un momento, l'ignusa è finita, gli amici già stanno bevendo, la birretta già ci scende liscia. Oh Peppino, dove vai dai resta? E si gonfia tutto il giro vita quando mangiamo in cappotto la pecora bollita. Aio! Mangiando in cappotto la pecora bollita. Sanno tutti che se bevi in allegria poi neanche ti ricordi che giorno siamo oggi. Soffriamo tutti un po' di mal di mare o iamomia. Se siamo troppo cotti poi l'anima ci butti. Casa di campagna, conosco già quel posto, facciamo gli spuntini, c'è anche il girarrosto, saliamo tutti in panda, io facciamo presto, tanto a digiuno lo sai che non resto, dai che beviamo una cosa, Giuseppe ci invita, porta il maialetto e la pecora bollita, ti giri un momento, l'ignusa è finita, gli amici già stanno bevendo, la birretta già ci scende liscia. Oh Peppino, dove vai dai resta? E si gonfia tutto il giro vita quando mangiamo in cappotto la pecora bollita. No, non andare via, dai che c'è la staffa, bevi in allegria, fino a che si può, resta in compagnia. Tanto mangi il maialetto e la pecora bollita. Dai che beviamo una cosa, Giuseppe ci invita, porta il maialetto e la pecora bollita. Ti giri un momento, l'ignusa è finita, gli amici già stanno bevendo, la birretta già ci scende liscia. Oh Peppino, dove vai dai resta? E si gonfia tutto il giro vita quando mangiamo in cappotto la pecora bollita. Grazie. Oh, che bello, permettetemi.
il periodo di Natale è bello perché si sta in famiglia. Bambini, è bello stare con i propri genitori, no? Con mamma e babbo che vi dicono. Io volevo parlarvi di mia mamma e dedicarlo questo pensiero a tutte le mamme presenti oggi, perché i bambini vi dicono: la mamma è sempre la mamma. La mamma si trasforma. Da 7 a 8 anni, quando quel periodo lì, la mamma ti dice: amore mio, luce dei miei occhi, ragione del mio andare, unica essenza del mio vivere. Mangia la minestra, mamma, dai su. Mamma, io la minestra non la voglio. Ho detto, mangia la minestra, mamma. Che poi le mamme dicono: o mangi questa minestra o ti dà la finestra. Io vivevo al piano terra, mio cugino al quarto piano stava tutti i giorni a mangiare minestre. Poi mia mamma mi picchiava, mia mamma era cattiva, mi picchiava forte, mi lasciava in terra e poi le venivano i sensi di colpa. Mi guardava e mi diceva: fa più male a me che a te, è sicuro. E ti dicono: di mamma ce n'è una sola. Meno male, pensa ti picchiassero in due. Mio babbo no. Mio babbo restava nel divano seduto e mi minacciava. Mio babbo mi diceva: guarda che mi alzo. È ancora lì che si deve alzare dall'83. Perché a noi uomini piacciono i divani. Ce lo insegnano le mamme quando siamo piccoli. Le mamme quando siamo piccoli ci mettono sul divano e dicono: ora mamma lava per terra. Fin quando non è asciutto tu non puoi scendere. Mamma, ma io devo andare in bagno. Ho detto che è bagnato. Sì, ma io devo andare in bagno. Ho detto che è bagnato. Lascia stare mamma, sono bagnato anch'io. Poi le mamme hanno i superpoteri come tutte le donne, signore. Io a mia mamma quando gli chiedo: dove sono quelle calze blu che le devo usare oggi? Sono dove sono sempre state. Comò, terzo cassetto, come apri? Sono dietro quelle nere con disegnato l'elefantino. Non ci sono. Le vedo da qui. Sei in ballo, le vedo da qui. Non ci sono, mamma. Guarda che se vengo lì e ci sono, queste cosa sono? Si vede che c'era la zampa dell'elefantino davanti e non le vedevo. Poi alle mamme, bambini, non chiedete mai di svegliarvi. Io a mia mamma se gli dico: mamma svegliami alle 7, alle 4 mi sveglia, per non essere in ritardo. E la domenica mattina, quando tu puoi dormire, la mamma ti entra in camera, ti spalanca le finestre, ti fa entrare quest'aria fredda, il sole, e comincia a farti le domande quando tu sei addormentato e non puoi rispondere, ma domande a raffica, Devi andare al mare, con chi devi andare al mare? Se dovevi andare al mare, perché non sei tornato prima? E ora, sai il traffico che trovi? Gli ombrelloni li hai messi in macchina, almeno il panino l'hai fatto, se no non sai quanta gente c'è ora al market, e arrivi al mare a mezzogiorno, dovevi rientrare prima, basta! Mamma, basta! Ogni domenica mattina la stessa storia, basta! Sono 10 anni che sono sposato, lo vuoi capire o no? Torna a casa tua! Ma io l'andazzo l'avevo capito da piccolo, perché da piccolo, quando ero piccolo io, la ninna nanna non è bella come adesso che i bambini, le mamme li cantano: ninna nanna mamma tienimi con te. No, quando ero piccolo io la ninna nanna era: ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Tu dicevi: come a chi lo do? Cosa vuol dire a chi lo do? Era preoccupante. Però signori, da che mondo è mondo, mamma è la prima parola che pronuncia ogni bambino. Mamma è l'amore più puro del mondo perché ti ama solo per il fatto che esisti e non ti chiede nulla in cambio. Si dice che l'amore di una madre sia quello più simile all'amore di Dio. Quindi noi, anche se siamo grandi, non dovremmo mai vergognarci
e mai perdere l'occasione per abbracciare nostra madre e dirle: mamma, ti voglio bene. Mamma, ho detto ti voglio bene. Anche io, figlio mio, ma non scendere dal divano perché è appena lavato per terra, Dai mamma dai, stasera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai mamma Che bellini. dai, Grazie mille. stasera fuggiamo via, Un omaggio a tutte le tanto mamme. che non stiamo insieme. Non è Bellissimi certo queste famiglie. colpa Posso solo chiedere la più piccola? tua. Ti sento Posso solo chiedere la più piccola? Tu come ti chiami? Solo a te? Allora, Aurora. Tua mamma non è come mia mamma? È tranquilla tua mamma? Vedi che ci sono anche mamme tranquille. Mi aiutate? Voi cantate, vero? Allora guardate, io per salutare volevo cantare, ok? Una canzone a tutti, anche ai grandi, per dire che non possiamo stare a dieta in Sardegna, ok? Perché in Sardegna ci sono tante cose buone da mangiare, tipo, a te cosa ti piace mangiare? Una cosa per volta, non tutti assieme. Tu cosa mangi di solito? Cosa ti piace? Quello che ti piace di più? formagelle. Formagelle, vedi, anche le formagelle. E io ho messo tutta la roba da mangiare e voi mi dovete aiutare a cantarla, anche voi, dicendo ravioli. Pronti? Proviamo al mio 3, un ravioli forte. 1, 2, 3. Ravioli! Ecco, un po' più di ricotta, ok? Un po' più di ricotta e ci siamo. Proviamo voi, ravioli, è facile. 1, 2, 3. Ok, capirete perché non potete stare a dieta in Sardegna. Pronti? Ecco le mani, su, tutti. Uno a tempo, ce l'abbiamo, vabbè. Pronti a gridare ravioli, E fai addominali, fai le flessioni e ti riprometti niente bomboloni. Ti iscrivi in palestra nonostante le spese, però ci vai solo una volta ogni mese, perché lo fai. E fai un po' di dieta con la verdura, fine settimana col cibo spazzatura, fai anche la corsa presto al mattino, ma quando ti fermi 3 brioche cappuccino, perché lo fai se tanto già lo sai che tu vivi in Sardegna e tua mamma si impegna a cucinare seada, sei grandi panadas, maialetto che ardi e l'agnello coi cardi, salsiccia col pecorino e poi malloreddus che buoni. E nonna Beatrice fa in casa i ravioli. Ravioli, 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 ravioli. E cerchi su Google per dimagrire che fare, ma mangi Nutella mentre stai a controllare e poi punti i piedi, dici basta così, inizio la dieta ma l'altro lunedì, perché lo fai. Il nutrizionista era bravo ed educato, ma dopo 2 ore te lo sei divorato. Fai proprio di tutto per sembrare più buono, ma più che Raul Bova sembri Cannavacciuolo, perché lo fai se tanto già lo sai che tu vivi in Sardegna e tua mamma si impegna a cucinare seada, sei grandi panadas, maialetto che ardi e l'agnello coi cardi, salsiccia col pecorino e poi malloreddus che buoni. E nonna Beatrice fa in casa i ravioli. Ravioli, 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 ravioli. Formagelle da sfornare e capigliette da scrivere. Fare il pane carasau, bere sempre cannonau e salsiccia di maiale
e la mustela ancora da tagliare. È sempre l'ora per mangiare. Ma tu vivi in Sardegna e tua mamma si impegna a cucinare, se alda, se grande impanata, maialetto che ardi e l'agnello coi galli, salsiccia col pecorino e poi malloreddus che buoni. Pronti con i ravioli, vai! E nonna Beatrice fa in casa i ravioli. Ravioli, 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 ravioli. Tutti con le mani, dai! Abbiamo ancora 3 kg di ravioli, signora, 3 kg, pronti, eh? Ravioli, 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 ravioli. Grazie. Nicola Cancedda che ci ha fatto venire fame con tutti questi ravioli. Sono ingrassato 5 kg a cantarla. Anche noi a ascoltare questa canzone, sicuramente. Grazie Nicola. Siamo nel sottofinale, tra poco ti ritroviamo qua. Va bene? Un Ciao a applauso tutti. per Nicola Cancedda. Allora, avete visto già il ritorno delle piccole note di Tissi. Siamo alle battute finali. Ma io vorrei sul palco con me il sindaco di Olollai, Francesco Columbu, e Don Franco Pala, che è il sacerdote di questa comunità. Con un bel applauso li accogliamo qua vicini a noi. Sono qui per portare il loro saluto. Il sindaco alla mia sinistra e Don Franco alla mia destra. Allora, partiamo dal sindaco che fa gli onori di casa e che ci accoglie tutti, e penso che si sia emozionato e divertito insieme questa sera. Mi sono divertito tantissimo e faccio i complimenti agli artisti giovani. A Pizzino Mi Torro anche quest'anno è una manifestazione che parla di che cosa? Dei nostri giovani, del nostro futuro, dei nostri ragazzi. Ecco, io sono molto felice stasera perché questa manifestazione proprio è dedicata ai bambini, dove il canto ci porta a capire e ci unisce e ci rappresenta in ogni momento. Faccio gli auguri da parte dell'amministrazione comunale a tutti i presenti e a tutti gli orolaisi naturalmente. Un grazie anche agli organizzatori e un grazie a Giuliano per la sua presenza. Grazie davvero. Don Franco, allora vi voglio ricordare che Olollai non fa mai una cosa e basta, ne fa almeno 2 insieme. Quindi oggi è la serata dedicata ai bambini, ma i bambini e i loro genitori possono tornare anche il 26 dicembre, il giorno dopo Natale, perché Augurios Decoro è l'altra grande manifestazione delle festività a Olollai. Avremo tantissimi ospiti, belle voci, ci sarà chi ballerà, avremo uno spettacolo davvero forte e avremo super ospiti per questa edizione. E pensate, sembra incredibile, ma è la prima volta che cantano in Sardegna dopo tanti anni, non era mai successo. Anzi, domani comprate la Nuova Sardegna e leggete l'articolo e l'intervista su Sardegna Live, perché i Jalis che hanno vinto Sanremo con Fiumi di Parole saranno finalmente in Sardegna e a Olollai il 26 dicembre. Siccome ci stanno ascoltando a distanza, facciamo loro un bel applauso. Vi aspettiamo a Olollai il 26 dicembre. Sarà una bellissima serata. E io so che Don Franco è un fan dei Jalis. Insomma, diamo loro il benvenuto la prossima volta. Ecco, sono i benvenuti, come un benvenuto a tutti i gruppi, gli artisti. Io sono veramente contento perché mi immaginavo veramente l'antica Sardegna e la nuova Sardegna, che non è solo il giornale, è la nuova Sardegna. Veramente artisti bravissimi. Vedevo il ballo dei nostri gruppi mini folk veramente con una gravità, una solennità del passo e del gesto, anche del costume, molto bello. Quindi grazie di essere stati con noi a Pizzino Mi Torro, che è una bellissima tradizione che la nostra comunità cura con la Proloco e tutti gli altri collaboratori.
Ci auguriamo che questi nostri artisti bravissimi, dobbiamo fare i complimenti e poi dopo anche un altro grande applauso, ecco, possano crescere veramente e dare onore alla nostra Sardegna che merita veramente. Grazie e auguri di buon Natale a tutti quanti. Noi ci vediamo anche il 26 dicembre qua in questo spazio meraviglioso. Ha 3 giorni di tempo per ripassare tutte le canzoni dei Jalis. Poi la sera la faccio cantare con loro, quindi si tenga pronto. E anche il sindaco canterà fiumi di parole. Volentieri. Va bene, ci vediamo il 26 dicembre, grazie davvero, grazie di cuore. Allora, le piccole note sono pronte, penso che debbano avere anche bisogno dei loro microfoni per le parti soliste. Io richiamo la mia Laura Santucciu e c'è quella canzone che ha aperto il nostro incontro e a questo punto vogliamo dedicarla a tutti i protagonisti di questa serata. Sono stati bravissimi e dopo ci sarà una piccola pagina dedicata a una grande donna della Sardegna e il gran finale con tutti i gruppi folk che balleranno insieme. Riempiremo questo spazio di colori. Com'è il titolo della canzone? Il Natale sei tu. Il Natale sei tu. Buon Natale. Quando sei arrivato tu non c'erano luce, alberi né regali da scartare, anche se era il giorno di Natale. Tu non eri come me, che mi arrabbio a volte senza un perché. Un segreto io lo so mantenere, tu avevi il superpotere che a nessuno hai mai fatto vedere. E se guardi con il cuore capirai che qua giù ci sono tante persone che non credono più. Basta un gesto, un sorriso per portarle più su e capire che in fondo il Natale sei tu. Ti prometto di restarti accanto e non lasciare i tuoi sogni in un cassetto. Sarai il regista di una splendida avventura, protagonista senza mai aver paura. Ti prometto che tutti i miei no saranno forza per il tuo domani e i sorrisi che la vita ti farà saranno grandi e non ti accorgerai che con gioia e amore crescerai. E se guardi con il cuore capirai che qua giù ci sono tante persone che non credono più. Basta un gesto, un sorriso per portarle più su e capire che in fondo il Natale sei tu. Quando senti di essere solo, alza gli occhi fin lassù. Troverai la tua stella che nel buio splenderà. E se guardi con il cuore capirai che qua giù ci sono tante persone che non credono più.
La canzone non è finita. E capire che il mondo, e capire che in fondo il Natale sei tu. Ti piace questa nuova versione della nostra canzone? Sì. Mi piace di più, perché guarda, adesso lo fanno anche loro, eh? Allora, e capire che in fondo bellissimo, bellissimo il finale. Allora, adesso siamo arrivati davvero quasi alla fine, eh? Io vorrei qua vicino a me il presidente di Ololai Capitale, che ha organizzato tutto questo evento con la collaborazione della Proloco, con il comune di Ololai e con la regione Sardegna. Un applauso per Pierpaolo Soro. Vieni Pierpaolo, spero tu sia portata d'ascolto e che sia non lontano da noi. Noi adesso ci prepariamo ovviamente per questo gran finale. Chiedo già a Francesco Virde di raggiungerci sul palco, perché sarà lui a dettare i suoni di questo ballo che riunisce. Vieni, vieni, vieni. Eri un po' in giro a fare gli onori di casa, però mi fa veramente piacere farti salutare dalla sala. A te la chiusura dei ringraziamenti e dei saluti. Veramente grazie di cuore a tutto questo pubblico, è arrivato numeroso, veramente tutti i paesi che hanno partecipato, vi ringrazio di cuore. Ringraziamo la Regione Autonoma della Sardegna che ci finanzia, speriamo che continui a finanziarsi nel futuro, perché queste sono le tradizioni, sono valorizzazione della nostra cultura. Quindi vi aspettiamo il 26 con i Giallisti, una grande data, domani un grande articolo sulla Nuova Sardegna, quindi ti aspetta un grande Natale. Grazie a tutti di cuore, buon Natale. Adesso so che state anche per preparare l'allestimento, ci sarà un buffet per tutta la sala, genitori e bambini, saremo qualche centinaio qua dentro, diverse centinaia, e quindi vi dovrete dare un gran da fare perché c'è un'organizzazione meravigliosa che funziona come sempre. Allora Francesco, sei pronto? Io invito a fare così, siccome dobbiamo prepararci. Adesso abbiamo una pagina dedicata a una grande donna della Sardegna, ma vorrei che tutti i gruppi folk facessero un grande cerchio intorno a questa sala, tutti. Tenetevi per mano, così, tutti quanti, così fra un attimo accendiamo le luci in sala e la musica e facciamo un bellissimo ballo nel finale. Chiedo a Nicola di tornare sul palco perché ha una pagina, dicevo, dedicata a una grande donna e vogliamo proprio chiudere con questo omaggio e ovviamente con il bellissimo ballo che ci regaleranno i nostri bambini. E adesso hai capito chi è la grande donna? La più grande scrittrice sarda nel mondo. Chi è la più grande scrittrice sarda nel mondo? Premio Nobel? Grazie Deledda. Meno male. Grazie. Meno male, vieni qua. Nicola, dedichiamo questa pagina tratta dal tuo libro e poi accendiamo la musica. Allora, la raccolgo a tutti i bambini e anche agli adulti, perché dovremo sempre imparare dalla nostra storia. Io ho scritto un libro facendo finta di dialogare con mio figlio e tra le storie che gli ho raccontato di come si è formata la Sardegna, nuraghi, dolmen, eccetera, eccetera, arrivo a parlare di Grazia Deledda. In realtà Grazia Deledda si chiamava Grazia Maria Cosima Damiana Deledda. Aveva tanti nomi, come i calciatori brasiliani di talento, perché anche lei era una fuoriclasse. Però lei voleva essere chiamata semplicemente Grazia, altrimenti si arrabbiava e ti dava un colpo. Come un colpo? Il famoso colpo di Grazia. Sin da piccola le piaceva tantissimo leggere, ma dopo aver ultimato la quarta elementare, i genitori le dissero che non sarebbe più potuta andare a scuola. Perché? Avevano chiuso la scuola? No, erano i genitori che non vollero più che frequentasse. Vedevano la scuola come qualcosa di poco adatto.
Ma scusa papà, è il contrario. I bambini non vogliono andare a scuola e sono i genitori che li obbligano. Nel caso di Grazia era il contrario. Anche io come te non volevo andare a scuola, i miei genitori mi obbligavano, ma è giusto così perché io ho fatto le scuole dell'obbligo, per quello. I genitori di Grazia vedevano la scuola come qualcosa di poco adatto a lei. Perché? Perché era femmina. Ma io conosco tante femmine che fanno la scuola elementare. Sì, ora, ma a quel tempo scrivere, la cultura e l'arte erano qualcosa solo per i maschi. Quindi ha smesso di studiare? No, ha continuato a casa. E a 17 anni ha pubblicato un racconto. E allora i genitori saranno stati contenti. E invece no, peggio. Tutta Nuoro ha gridato allo scandalo. Perché Grazia era una donna che scriveva. E cominciarono a lamentarsi, a dire: oh, mogliamo mia, una femmina che scrive, ma dove andremo a finire? Vuoi vedere che tra un po' vorranno anche guidare? E uno disse: che male c'è se guidano? E chi le parcheggia le loro auto? E poi tu perché vuoi che loro guidino? Beh, io faccio carrozziere. E dopo questi commenti sessisti e cattivi e pieni di stereotipi, Grazia fuggì a Roma per cercare di inseguire il suo sogno. Ma non era vista dai colleghi autori perché la consideravano senza istruzione e per loro non poteva, o meglio non doveva scrivere perché veniva dal popolo. Ma poi, come tutte le storie, hanno il lieto fine, perché quindi Grazia Deledda è vista in Sardegna come una minaccia perché è una donna che scrive, e a Roma viene considerata una donna del popolo. Ma nel 1926 è la prima donna italiana a vincere il premio Nobel per la letteratura. Lei che per il popolo era una minaccia perché una donna non doveva studiare e non doveva scrivere, e che invece per la gente colta era considerata ignorante perché arrivava dal popolo, lei che ha sempre lottato vince il premio Nobel. Era contenta? Contentissima, infatti disse: grazie a tutti, grazie di cuore, grazie a Deledda. Ma non lo vince solo lei. Ah no? No, perché con lei lo vincono tutte le donne e tutte quelle persone che non si arrendono. Vedi, Grazia Deledda ha compiuto una vera e propria rivoluzione. Ha difeso il suo diritto ad essere quello che voleva contro tutto e tutti, contro chi criticava, contro chi la ostacolava e contro i preconcetti di quel periodo. Il suo Nobel è un premio, un esempio per tutta la nostra terra, una dedica speciale per tutte le donne. Ora la sua casa di Nuoro è diventata un museo e le sue spoglie riposano nella piccola chiesa della Madonna della Solitudine. Come mai della solitudine? Forse ne aveva bisogno. Dopo aver combattuto tutta una vita contro i pregiudizi e le frasi cattive di troppe persone, un po' di silenzio e di pace se l'è meritato, non credi? Grazie, solo 2 parole. Nell'augurarvi buon Natale con tanti bambini presenti, volevo prendere l'esempio di Grazia Deledda per chiedere una cosa ai genitori: lasciamo sognare questi bambini. Molte volte li vogliamo già adulti, già svegli, tutti si vantano dei propri figli, te li fanno vedere sul cellulare. Mio figlio ha 1 anno, legge al contrario, scrive. Lasciamo che i bambini sognino, e se vi chiedono anche di realizzare l'impossibile, lasciateglielo fare, magari ci riusciranno. Grazie. Nicola Cancedda, grazie davvero Nicola. Allora io vorrei sul palco nel finale, per salutare anche Walter e Andrea, venite qua con me, così insomma abbiamo rimesso insieme un po' tutto il cast. Le piccole note ovviamente hanno cantato per ultime e hanno lasciato lo spazio agli altri, anche perché adesso accenderemo i suoni e sarà una danza a chiudere spontanea. Vi chiedo di essere tranquilli perché non abbiamo uno spazio enorme intorno a noi, una destra e una sinistra. Ci hanno fatto emozionare, ci hanno incantato per la loro bravura e noi auguriamo loro una grande carriera. Mi raccomando, nelle nostre feste abbiamo bisogno di talenti come quelli che stasera abbiamo ospitato su questo palco. Walter Puddinu, Andrea Urru, un applauso forte per entrambi. Grazie a tutti e due.
Noi adesso con Francesco accendiamo la musica, ringraziamo anche chi ci ha seguito attraverso Sardegna Live. Sarà un movimento, un ballo spontaneo a chiudere questo incontro, ma questa bellissima foto di gruppo spero rimanga a lungo come una bella immagine nei vostri cuori. Buon Natale!
Grazie a tutti e adesso brindiamo insieme al Natale che sta per arrivare. Grazie di cuore.